Tutto cominciò quel giorno. Go, 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 go! I nostri amici, i Shoshamukka, ormai pronti e decisi, faranno il loro primo ingresso in uno degli studi televisivi più in voga per presentare le canzoni del nuovo album. Buongiorno! 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 Buongiorno. Ciao. Buongiorno! Buongiorno! Siete? I Shoshamukka! I Shoshamukka! I Shoshamukka. Shoshamukka. Da dove venite? Bello, che bello. Borgo Sant'Antonio Abbato! Pure Sant'Antonio Abbato. Ah, proprio Vico pure, si può dire. Precisamente proprio Buvero! Buvero. Sì, o Vica Guardi. Buvero. Vica Guardi. Shoshamukka, volendo richiamare un poco l'arte del fu de Filippo, così. Cioscia, patana, ma cosa? Ho capito, non può parlare in napoletano meno stretto. Cioscia, patana, ma cosa? Adesso sì, chiarissimo, grazie. Ci fate ascoltare una canzone, giusto? Sì. Prego. Bronzulella, bronzulella, tu ti sbatti sana quando uscirne con pigiama. Bronzulella, bronzulella, se ti scegli non ti lavi vai a far spese che scarpona. Bronzulella, bronzulella, fai servizio e sei stonata con tutta la voce alzata. Sei una brenzola, questa è la verità. Beh, mi siete piaciuti davvero moltissimo, complimenti a voi due, io sono sicuro che avrete la possibilità di andare avanti nel migliore dei modi, complimenti per la movenza, per la dizione e per il significato della canzone stessa, siete stati straordinari. Ma per quel che mi riguarda, collega, non sono purtroppo d'accordo, sono in disappunto con il tuo commento, in quanto mi aspettavo una diversità in virtù di questa mancata sinergia tra il bestiario proferito agli occhi e ciò che nella movenza, ma anche nel cantato, gli amici Shoshamukka ci hanno appunto fatto ascoltare. In virtù di ciò che ho appena detto, per quel che mi riguarda, resto interdetto. Mi affido dunque al commento del collega. Secondo me... Una cosa. Bene, sei stato sintetico, ci riuniamo un attimo. Quindi sono stati importanti per il fatto che non anche perché la canzone vi faremo sapere. Peccato, il loro primo tentativo non ne ha dato un buon fine. Che idea potranno mai avere ora per convincere gli addetti ai lavori? Vediamo. Sei una samenta, Un piatto vaganto, sei una samenta, una perdita di tempo, sei una di samenta, buono tu non c'è niente, sei una samenta con la S80, sei una samenta, un piatto vagando, sei una samenta, una perdita di tempo, sei una samenta, di buono tu non c'hai niente, sei una samenta. lo sanno tutto quanto. Vediamo un attimo, sì. Grazie, vi faremo sapere. La classica risposta. Vi faremo sapere. Cos'è che realmente non convince? Il look? La tensione? O invece il contrario? La sfrontatezza che potrebbe disturbare? Vai pazzo tu magna, tu con matita non puoi proprio avere a che fare. Vai pazzo tu magna, le zanatelle e fumarole che mi fa. Tu non lo vuoi capire, se cadi a terra il terremoto fai venire. Magna, 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 il frigorifero è la tua metà. Meglio riunirsi. Non è possibile, io credo che sia un'offesa al genere umano, non possono questi proprio essere altri. Vi faremo sapere. Secondo me non ci siamo. Quell'idea era un po' troppo azzardata. Cos'altro potranno mai inventarsi per riuscire a convincere la giuria? Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno maestro! Oh, pulizia tuo musso! Ma io li conosco. Oh, pulizia tuo Ma sono musso! già famosi loro, Li ho visti da qualche parte. Questa è la terza volta che venite qui. No, è la 4! Parla buono! La 4! Si dice quatta! Quatta! Sentiamo anche questa volta che cosa ci hanno portato. Bene, non vedo l'ora, vai. Azzurro nelle mie vene scorre il sangue azzurro per te. Non sono innamorato pazzamente.
Siete stati davvero fantastici. Questo è il video che Mortalato e da domani guarderò solo voi. Ma collega, è inconcepibile, perdonami, non li hai visti bene. Si presentano qui a mo' di cafoni. Non sono solito usare termini di questo tipo, pesanti, né offendere nessuno, ma è incredibile che persone del genere abbiano il coraggio di mostrare la propria immagine e questa musica, se per così vogliamo chiamarla, dinanzi ad una televisione. Non va bene, non va bene assolutamente. Io sono stufo addirittura di fare questo mestiere se devo arrivare a vedere persone di questo tipo. Ma Royale, per cortesia, non è cosa proprio! State a casa, scusa! Riuniamoci. Vi faremo sapere. Che sfiga, ragazzi. Penso proprio che non ci sia rimedio. Ancora una volta col vi faremo sapere. Eppure ci sembrava il momento giusto. Il famoso treno che passa una sola volta. E che faranno ora? E va, la mia macchina dov'è? Ma perché era proprio la vostra? Era la lora! La lora. E dicelo? Non lo sappiamo. No. Però vi faremo sapere. A buon intenditore, poche parole. Stra, stra, stra,